Allora, buongiorno a tutti, siamo su Amiata News e parifiancastagnaio.it. Siamo con Sergio Fursi. Responsabile FISB del gruppo Sbandieratori. Ti chiedo di alzare la voce un po'. Sì. E Dano Mirko, vicepresidente del gruppo Sbandieratori. allora, perché siamo qui? Perché si chiamano atleti, giusto? Sì, Abbiamo un certo. atleta come Sergio che fa parte di una federazione e ha una responsabilità Sì. sostanziale, no? Sì. Per quanto riguarda una atleta in cosa? In quale professione? Chiamiamola così. Si chiamano atleti tutti coloro che partecipano sia a livello sbandieratori che musici. Musici si intende tamburini e chiarini. La federazione è comunque considerata uno sport, è proprio riconosciuta dal CONI come uno sport, la sbandierare Esatto. e suonare. E poi tutti gli anni ci sono tornei, ci sono campionati italiani di 3 categorie, A3, A2, A1. FISB perché? Federazione Federazione Italiana Sbandieratori. Sbandieratori. E quindi sarà un percorso lungo il tuo. È stato il nostro perché comunque tutto il gruppo, tutti gli atleti che sono tesserati con il nostro gruppo sono tesserati in FISB. Noi siamo all'interno appunto della federazione, ci dà la possibilità con il tesseramento annuale di avere innanzitutto un'assicurazione che copre tutto, sia infortuni che ci sono anche danni, a volte capita una bandiera che finisce su una macchina, su una persona, Certo. durante un'esibizione, ci sta. E poi ci dà la possibilità appunto di partecipare a questi tornei che vengono fatti in tutta Italia, partendo da marzo, che il primo è a Volterra, finendo a settembre-ottobre, quando poi sono indoor, cioè all'interno di palazzetti, Esatto, quando il di tempo un struttura po' al coperto, esatto. cambia, che c'è pioggia o vento. E poi oltretutto anche il sociale, la federazione. Infatti anche quest'anno 2 dei nostri ragazzi under 15 sono stati all'Eurocamp a Cesenatico a fare una settimana di mare, però alternata con prove sia di bandiere che di tamburi, con figure con istruttori a livello nazionale. Infatti anche Andrea Sbrolli quest'anno ci aveva come istruttore un ragazzo di Faenza che è stato 2 volte campione italiano, insomma, una figura importante. Esatto. Mirko, perché la tua presenza qui? Perché HPA Castagnaio tu rappresenti, sei vicepresidente, il presidente oggi non è potuto essere qui con noi per motivi professionali, perché a HPA Castagnaio c'è un gruppo di bandieratori, tamburini che fa riferimento comunque al magistrato delle contrade di Pia Castagnaio e per cui molte di queste attività, no, fanno parte un po' di questo gruppo. Sì, sì. Avvicinati. Tutto iniziò nel 2009 e gente grande di varie contrade, di tutte le 4 contrade di Piancastagnaio, si riunirono e decisero di creare questo gruppo sbandieratori. Tutto partì così per prova, però poi con il passare degli anni Ha preso sempre più campo. e alla fine siamo diventati un bel gruppo. Ora abbiamo deciso di più che altro di allenare i bambini e farli arrivare a un buon livello, Ecco, e noi siamo messi un pochino da parte, certo, anche quindi, perché tra chi lavora, chi studia e altre cose non riusciamo a essere un numero adeguato per andare avanti noi grandi. certo, quindi insomma il 2009 vuol dire quasi 10 anni insomma, che esiste questo gruppo. È stato fatto riferimento alle contrade perché Piancastagnaio, insomma, per i nostri amici magari non lo sapete, insomma, è un paese medievale che insomma, storicamente era diviso in terzieri, poi in contrade, e c'è un palio dove c'è un corteo storico, ognuno vive per conto proprio, però noi oggi vogliamo dare risalto al lavoro che viene fatto con questi ragazzi, al di là della tecnica o meno. Hai già toccato, poi ce lo dirà subito Mirko, l'aspetto sociale, insomma, di tutto questo che è uno sport, però soprattutto è anche un impegno e soprattutto una grande passione. Mirko. Sì, soprattutto la passione, perché se non c'è passione non è possibile andare avanti con questo sport. Ecco, come avviene questo? Allora, cerchiamo un po' di riassumere l'attività. Allora, c'è un riferimento sportivo in quanto c'è una serie di esercizi, giusto, no? Sì, c'è un regolamento C'è un federale regolamento dove così. spiega tutto, sia gli esercizi che i movimenti, coreografie, tutto. Ogni esercizio viene comunque considerato un punteggio, ci sono dei tempi prestabiliti per ogni esercizio, per dire
un singolo di seconda fascia va da 1,15 a 1 minuto e 45. Ecco. All'interno devono essere eseguiti 17 passaggi precisi. Più si possono mettere 8 coreografie complesse e illimitate coreografie base. C'è differenza tra complesse e base. Infatti proprio 2 mesi fa siamo stati a Volterra a partecipare ai campionati italiani con i nostri ragazzi. Il risultato non è stato dei migliori, però diciamo che l'esperienza è stata bellissima, i ragazzi si sono divertiti. Quindi appunto abbiamo appena detto dei campionati italiani di Volterra, hai fatto degli esempi di minuti di esercizio, le figure e così via. Questo è importante perché comunque si dà la dimensione un po' del lavoro che deve essere fatto durante l'inverno, Mirko, no? Quindi questo vuol dire che i ragazzi, molti sono piccolini tra l'altro, e comunque sia devono pian pianino capire l'utilizzo della bandiera e del tamburo anche in base a tempi e a un punteggio o a degli esercizi che vengono presi come riferimento per istradare sostanzialmente questi ragazzi. Questo è un po' per portarli in questo mondo e anche quando si partecipa, noi la vittoria non ci interessa, siamo lontani dalla vittoria, però anche qualche soddisfazione per scalare qualche classifica, insomma, giustamente anche per la soddisfazione dei ragazzi, se no provare. Se arrivare sempre in fondo poi passa anche la voglia, è normale. Mirko, veniamo, allora quante volte a settimana vi incontrate e poi se c'è un man mano crescere anche in relazione al palio, perché è vero che stiamo parlando del lavoro di base che abbiamo fatto, però è anche vero che c'è un appuntamento che queste informazioni che stiamo dando vengono prese un po' come punto di riferimento, ovvero asta e bacchetta. Andiamo per gradi. Quante volte i ragazzi vengono da voi a imparare l'uso della bandiera e del tamburo? Noi non chiediamo un grande sforzo ai ragazzi perché comunque si prova il mercoledì e il venerdì. Ecco, 2 volte a settimana. 2 volte a settimana, un'oretta e mezza. Un'ora. Che poi non è mai un'oretta e mezza da ridere e scherzare, così alla fine il tempo vola. Ricordiamo sono piccolini, dai 6 anni. Non devi farli annoiare. Quindi e niente, il nostro obiettivo innanzitutto è far divertire loro e per poi portarli anche dentro le contrade, perché giustamente il futuro sono loro, noi iniziamo a avere verso i 30 anni in su, quindi anche siamo andati, giusto che è il loro momento, è giusto che imparino. Vogliamo dare un futuro a questa tradizione, naturalmente. E poi c'è questo momento, no, dove c'è questa vera e propria sfida, parliamoci chiaramente, che è stata inserita con la festa degli statuti all'interno delle festività per il Palio di San Bartolomeo. Quello è un momento che questi ragazzi proprio lo vivono, no? Allora, noi essendo tutte e 4 le contrade, il nostro anno solare va da circa il 10-15 settembre fino al 10 d'agosto. L'ultima uscita noi si fa il 10 d'agosto per la presentazione del palio, dove facciamo proprio sfilare ed esibire i ragazzi, anche per far vedere alla popolazione il lavoro che stiamo facendo tutto l'anno, giustamente. Poi, come diceva Mirko, il nostro scopo è quello di dare un bacino ancora più grande alle contrade nel futuro, sia come sbandieratori che come tamburini, cosa che è fondamentale per il proseguo, insomma, della festa. Quindi ricordiamo, allora siamo a pochi giorni, insomma, da Asta e Bacchetta. Ricordiamo che questo riferimento storico è il 12 agosto, la sera del 12 agosto, siamo già dopo la presentazione del palio, è un momento proprio di quasi un omaggio della popolazione e riconoscimento verso gli statuti di Pian Castagnaio, ovvero le regole scritte più, tra l'altro più di 100 anni fa, proprio un anno fa nel 2016 abbiamo festeggiato i 600 anni. A che punto siamo, Mirko? Ci sono stati un po' di cambiamenti che stanno saputo. Ci sono stati un po' di cambiamenti nella manifestazione. Però con i ragazzi li vedete pronti? Come sai, qui ognuno ha la sua contrada, ognuno può parlare della sua contrada, naturalmente. Però diciamo almeno la penna in mano, ovvero la bandiera e la bacchetta in mano. No, ormai si può dire che siamo alle rifiniture a questo punto. Ecco. Anche perché quest'anno poi con il cambiamento che c'è stato non è più un'esibizione dove ognuno
aveva 10 minuti e poteva fare quello che voleva, ma è un obbligatorio. È un Obbligatorio significa che tutte le contrade hanno quegli esercizi, mi sembra 15 esercizi se non mi sbaglio, ora non mi ricordo di preciso il numero, sì. Possono farli anche sfalsati, non nello stesso ordine, però quelli devono essere. Perciò la cosa è anche stata un po' semplificata, diciamo, perché fare un esercizio tutto originale o fare un obbligatorio Certo. è molto differente, insomma. Vabbè, insomma, quindi è un esame anche per voi, questo, Sì, possiamo dirlo? sì, è un Possiamo esame, dirlo. un cambiamento, un'altra sfida che accettiamo volentieri, insomma. Ora io vi lascio, cioè finiamo questa breve intervista con una domanda. Perché? Allora, io ho un figlio di 5 anni, 6 anni, perché dovrebbe venire da voi? Cioè da voi, diciamo, da voi è relativo, insomma, perché dovrebbe iniziare questo percorso? Perché l'emozione che si prova indossando una calzamaglia e esibirsi in mezzo a una piazza, sono poche le attività che possano darti queste emozioni. È così, tu l'hai provato? È così, non smetterà mai di... Sei stato uno dei di primi, emozionare. io queste cose, insomma, non che le so, le sappiamo, stiamo in un piccolo centro. Poi tra l'altro l'amico Sergio è uno che rigarda anche scrivere ogni tanto di Sì, queste sì. emozioni. su Diciamo questi- che sì, c'è stata la collaborazione in 2 libri che parlano appunto di bandiere, i tamburi, soprattutto delle emozioni che portano questo sport, questo gioco, questa tradizione, questa passione, si può chiamare in tanti modi. E poi tra l'altro è anche inserito in un discorso legato a un palio, quindi a una rivalità, una competizione di una piccola località come Piancastano, però sentita Sentita, anche molto se è iniziata solo nel 2009, a Bacchetta è già diventata molto sentita e accanita, diciamo così. La Certo. gente si impegna. La gente si impegna e questo è anche un merito vostro, perché vuol dire che quei valori, quella passione che volete trasmettere ci riuscite con la vostra, che Speriamo. poi è una vera e propria scuola. Sì, sì, è una vera e propria scuola, nei nostri limiti, perché a noi non ci ha insegnato nessuno, siamo autodidatti, però è una scuola che vogliamo fare. Quest'anno oltretutto abbiamo in programma, visto che siamo anche un po' pochi come diceva Mirko, di allargare il gruppo sbandieratori alla Miata, anche agli altri paesi della Miata, cercare di inserire anche altra gente, cercare di creare un gruppo anche per i grandi per poter fare una piccola squadra, perché no una grande squadra. Mi sto organizzando perché è giunto proprio Questo momento. questo era lì perché non riusciamo a entrare, insomma, però diciamo aveva da fare anche lui. Babucci, allora sei anche te, sei insomma Sì, una membro, parte diciamo, giovane, sì. giovane, però giovanissimo, però diciamo già comincia a essere un po' di storia, no, di questo gruppo, Sì, e hai portato nella tua contrada questo messaggio di passione, non che non ci fosse nelle contrade, però c'è stato un buon contributo. diciamo che siamo passati da una sbandierata tradizionale, quella delle contrade, dove praticamente tutti i numeri erano numeri semplici, e abbiamo introdotto un pochino anche nella Bacchetta, nella manifestazione, anche un po' di esercizi della FISB che hanno comunque aumentato il livello, aumentato la difficoltà, ma che hanno avvicinato anche tanti ragazzi al gruppo stesso in sé per sé. E questa manifestazione, come avete detto prima, è cresciuta, forse tanto è cresciuta, e questi ragazzi io li vedo in contrada, che anche quelli che non hanno mai preso in mano la bandiera, nel periodo del palio che va dal 10 della presentazione fino al 12, al 18, vogliono tutti prendere in mano un tamburo, una Certo. bandiera, e sia quelli che hanno 6 anni, 10 anni, che quelli che hanno anche 2 anni, solamente 2 anni, che si facevano una bandiera con un fazzolettone, un pezzo Un di bastoncino, legno, certo. bastoncino, e tutti vogliono fare lo sbandieratore, tutti vogliono fare i tamburini, anche se alla fin fine poi durante l'anno non partecipano molto al gruppo sbandieratori, forse perché non sono, diciamo, non è abbastanza attratta come cosa, però noi cerchiamo proprio di invogliare sia i genitori che i bambini in sé per sé a partecipare a questo gruppo, che poi durante l'anno regala anche emozioni, non è solo Certo, sì. competizione. No, ritorniamo a quei valori iniziali di cui si parlava, quindi lo stare insieme, un po' alla fine il si sociale, si traducono così. Allora io cerco di fare una panoramica di tutti voi allontano, vediamo se riuscite per salutare. Sì, no? siamo a conclusione. Arrivati ai minuti, e
Parli piancastagnari.it e anche il Verrocchi.it.